Al morì Samuel, e tutti Israel si de donge e al fase corot. Lo sotterrare in donge de sochiase, arame. David al partì e alle aiuta al desert di Paran. A Maun aliero nom calveve la sorobe a Carmel. Aliere Bacan, alveve 3000 pioris e 1000 chiavris, e in che volte aliere a Carmel petose de somandrie. L'uomo alveve nom Nabal e la sua femmine Abigail. La femmine aiere plene di sentimenti e un grumbiele, alla qual che l'uomo all'era un salvadi e un malcreanciat, aliera un calebit. Quanche David al vignia saveta al desert, che Nabal al steve tosan lis pioris, al mandadis zovins cum che stordin. Lait sua Carmel, presentaisi di Nabal e saludailu par me. I disareis cusì agno fradi, saluta ti, saluta la totiase, saluta dutce caletò. Ho savut che tu asi tosadors, sinmo, i pastors e han stat con no, e nor vin fat malegracis, e nor è stato tiat nuie del lor robe, pardut il tim che han stat a Carmel. Domandi ora ai tiei fameis, e lor te contaran compagne. Fagiur un bon accet di che giovins, mediant cosin vignuts tu ne giornate di fieste. Daur par plage, ce che tu assod man ai tiei fameis e a tofi David. Rivat, i zovins di David, i tornarin a dia Nabal, par di David, per aule e aspietarin. Ma Nabal, voltansi versi fameis di David, urdige, cui es al David, cui es al il fidiese, ue ande un slag di fameis castiampin dai lor parons. Io ovares di chioli il mio pan, il mio vin, la metiar che le ie dade donje pai miei tosadors, e dai via int che non sai nanche d'ontri casson? I fameis di David si voltarin e a tornarin in Daur. Rivat, i contarin a David tutte la part. Allora David urdige ai sei oms, ognun catiapi su la sua spade. Si metterin ognun la spade torde vite, David acchiole anche lui la so, e partirin da Ur di David un 400 di lor, ed uscinte a restare in attigni di voli i bagais. Tal frattemp Abigail, le femmine di Nabal, e era state visate di un famei che gli dice, David alla mandat mest al desert per salutare il nostri paron, ma chel ora dite di tut. E sì che queste int e son stas con no boins dome avonde, non us han fatte male grazie di sorte, e non vin perdut nuie di nuie, in tutto il team che vin girata tor di lor, quanche a ieri in te campagne. Die ignota son stas per no une murae, tutto il team che vin stat con lor appassiona il trop. Come pensa ben, e vioci che tu has di fa, perché che pal nestri paron e peso chiase la robe gli è già destinata a finire malamentri, e anche mo alle tan trist che non si può dire neanche une paraule. Abigail svelte e io le duginte pans, 2 buffolis di vin, 5 crocs zadas d'ongie, 5 miezus di forment brustulit, 100 raps di uve passe, 200 riestis di fix e a chiamato dut sui mush. Urdige ai sei fameis, lei tende nantuatrish, che io svenda ur. Ma non vi sa però di nuie il som, Nabal. Biel che stava l'antiu sul mush, par un troi plata de mont, Davide e sei oms e levin giuste di frondie, e ie si incontrà con lor. David si era dit, sì che ho ai tenuto di voli di band dal desert, tutte la robe di che sgalantom, che non è stat manchiato un laffè di nuie, e come mi torne mal par ben? Dio i mandi a David che est mal, e i zonti anche che è satris che, se entri domani a binore o lasci in vite di tutte la soint un sol maschio. E pene che Abigail e viode David, e spessea a dismontà iu dal mus, e sbassan la muse denan di David si butta a partiere. Buttansi denan di lui, e dice, o soi colpe io, paron, lascia che la tua serve ti disi une paraule, e ascolte ciò che ti dis la tua serve. Il mio paron non l'ha di basilà perché sto un bon di nuie, perché snabal, che l'ha il non con sé, alla non basoal e alle proprie centepel di sentimento. Io però, la tua serve, non avevi veduto i zovins che il mio paron aveva mandato.
E come paron, pe vite del Signore pe to vite, pal Signor che ti ha impedito di rivalsa anche di svindicati con la tua stessa man, che i tieni nemici e che i caccirin di fai dal male al mio paron, ad eventi in compagni di Nabal. La tua serve, gli esibis che stregal al mio paron. Daura ai giovani scamarcin daur dal mio paron. Perdone, ti prei, la colpe de tua serve. Così il Signor assicurerà al mio paron una chiesa che non cole, perché il mio paron al combat li sueris dal Signor e ti allandute la tua vite, non si chiate tristerie in te. E se qualchidun ti corda ur e al cir di fatti for, l'anime dal mio parone sarà platade te archie di vite da pruv dal Signor tuo Dio, alla qual che l'anime dai tieni mis, lui le butterà lontan come dal front di une fionde. Quanche allora il Signore alvarà fat pal mio paron, tutti il ben che l'impromettut in merit, e quanche lui varà mettut a chiaf di Israel, che non diventi parte un torment o un rimoars pal mio paron, dive fat corri di banti il sang e di essi si fat giustizia di besol. Quanche il Signore varà dade fortuna al mio paron, impensiti detto sierve. David gli risponde a Abigail, benedetto sia il Signor, Dio di Israel, che ti ha mandato ue inquintrimi. Benedetti il tuo sentimento, e benedette tu che ueno tu mi has lasciato rival san che fassi giustizia di besol. Ma per vite del Signor, Dio di Israel, che mi ha inibita fatti dal mal, se non tu rivavi sintim denan di me, o giuri che, prin che fossi evati il sorelli, noi saresse restata Nabal nanti un maschio. David alla città c'è che i veve portate e dice, torna in pace, chiasetò. Ve, ti hai ascoltate e ti hai chiappate di bonvoli. Quanche Abigail arriva di Nabal, al steve mangianti a so, un gusta di re, Nabal aliere allegri e chiocchi in bale, e così, finta al crichedì, ie noi contanuie di nuie. A buinore, sfantate le chiocche, la femmina conta Nabal tutte la questione. Allora il socur i morì dentro di sé, e al diventà come un clap. Un 12 di più in là, il Signore al batte Nabal, cal morì. Sintut che Nabal gli era morto, David al dice, benedetto sia il Signor che mi ha fatto giustizia per offese che mi aveva date Nabal, e che l'ha stratignuto il sofa mei per quel che non facesse, c'è che non leve. Il Signor gli ha fatto tornare a colà la tristeria di Nabal sul suo chiaf. David al mandato mandare la man di Abigail. I famesi di David a ieri in allora là attiata Abigail a Carmel e i diserin. David non sa mandato di te a chioliti per sua femmine. Ie va su, si butta con la muse partiere e a dise, la tua serve e ie tanche une sclave, parlava Auripis ai famesi dal mio paron. Poi dopo Abigail si prepara biel svelte a montare su un tummus, accompagnate di 5 de suoi servis a partire da ur dai mesi di David, e a diventare così la sua femmine. David aveva chiolte anche a Chinoam di Israel, e li stigni tutti dos per sua femminis. Saul i veve date Sofia e Mical, femmine di David, a Palti, fi di Lais, di Galim.